Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il consuntivo 2015. Ascoltiamo la capogruppo di Sicilia Futura, Nuccia Palermo. Ad Agrigento in Consiglio Comunale è stato approvato il consuntivo del 2015. La capogruppo di Sicilia Futura, neo vice coordinatore provinciale del partito, Nuccia Palermo. Sì, ieri pomeriggio hanno approvato, e consapevolmente dico hanno approvato, il consuntivo 2015. Voglio sottolineare che il preventivo 2015 fu approvato a dicembre dell'anno scorso. E quindi non riesco a capire come mai sia stato necessario spendere un altro anno prima di aspettare un consuntivo che non era altro che il preventivo dell'anno precedente, visto che era stato fatto agli sgoccioli di fine anno. Ma tralasciando questo, la parte che più ci ha lasciato sgomenti sono state le parole dell'assessore Amico, che ci sottolinea come sia necessario indirizzare questo ente verso il predissesto, ma visto che il predissesto come parola fa paura, diciamo verso il riequilibrio, pur essendo necessario, parole dell'assessore Amico, non risulta essere sufficiente, al che ci siamo allarmati e ci stranisce vedere come gli unici ad allarmarsi sono stati alcuni consiglieri dell'opposizione, mentre la maggioranza è rimasta pacifica. Abbiamo fatto 3 domande all'assessore e all'amministrazione Firetto. Come mai questo ente malato, quindi apparentemente in passato sano, ma in realtà malato, non abbia fronteggiato alcuni aspetti per introitare facilmente quanto introitabile? Abbiamo chiesto come mai le pratiche in sanatoria non vengono chiuse, dando la possibilità ai cittadini di sanare, visto che la finestra era stata aperta delle sanatorie, e quindi di introitare somme importanti, perché parliamo di un numero cospicuo di pratiche. Come mai non viene attuata la tassa di stazionamento, che a differenza della tassa di soggiorno è applicabile e non è stata ancora applicata? Come mai non vengono utilizzati il 50% delle sanzioni stradali per i vari, insomma, le varie multe che sono state introitate per asfaltare le strade? Alcuni si chiederanno come mai, che c'entra con il bilancio, perché questo permette il non ricevere debiti fuori bilancio, quindi il continuo, come dire, dissanguamento che l'ente fa. Noi abbiamo chiesto a questa amministrazione di operare e capire perché non hanno fatto nulla per recuperare delle cifre che sono recuperabili, incominciando a chiamare il prete per dare l'estremunzione all'ente. Quindi non riusciamo a capire qual è veramente l'obiettivo di questa amministrazione.